Buonasera ai nostri telespettatori, torna Grandangolo, rubrica di approfondimento della nostra emittente. Stasera si tratta di una puntata dedicata alla politica racalmutese, perché l'ospite ci consente di parlare di ciò. Si tratta di Giuseppe Brucculeri. Nel 2007 è stato candidato alle ultime amministrative che si sono tenute in paese con la lista di Forza Italia, però c'è una iniziativa originale, forse lanciata quasi per scherzo. È nato un gruppo su Facebook dove appunto Giuseppe Brucculeri annuncia la sua candidatura a sindaco del paese, però bisogna ancora aspettare tempo, ci vogliono almeno altri 2 anni. E poi io dicevo in apertura, una idea forse lanciata per scherzo, come una provocazione, e forse via via maturata ed in fondo sta diventando una piccola realtà. Sì, non ti nego che è nata quasi per scherzo con un gruppo di amici, anche per smuovere un poco la politica racalmutese. Ripeto, è nata per scherzo e poi pian piano, parlando con la gente, questa cosa cominciava a girare, e allora molte persone mi incitavano e mi continuano a incitare a dire facciamolo sul serio, e allora stiamo cominciando a provare a smuovere la politica racalmutese in maniera molto serena, senza una politica gridata. Non ci interessa fare polemica con nessuno, interessa solo parlare in modo diverso alla gente, anche attraverso un modo nuovo, anche attraverso internet e soprattutto Facebook, perché mi ha fatto conoscere tutto sommato Facebook, quindi ho iniziato da là e quindi ora stiamo cominciando a creare un gruppo di amici, a parlare, a fare politica, perché c'è tanta voglia da parte della gente di avvicinarsi alla politica, ma non alla politica tradizionale. Anche se sono un uomo di partito, in questo momento ritengo che la politica vada portata tra la gente in modo diverso. È una politica verticistica, ma è una politica fatta tra persone, tra amici, continuiamo a parlare, a discutere quotidianamente su cosa ognuno di noi vorrebbe per Racalmuto, perché io credo una cosa importante dobbiamo aggiungere al vocabolario della politica, che spesso la vecchia politica, o la politica non vecchia, ma la politica tradizionale sbaglia, parla sempre io. Invece un vocabolo che io voglio mettere nella politica racalmutese è del noi, perché insieme si può vincere, insieme si fanno tante cose, perché da solo non si va mai da nessuna parte. Quindi... Leggendo alcuni dei messaggi che sono stati lasciati su Facebook, preparati da nostra redazione, qui addirittura ci sono più di 600 fan, 615 persone, fan, chiamiamoli così, che hanno sottoscritto questa candidatura online. Virtuale appunto. Vi volevo leggere qualche piccolo passaggio, ad esempio, magari non diciamo i nomi di coloro i quali hanno lasciato i messaggi, però ad esempio ce n'è uno che mi ha colpito, dove c'è scritto: caro Peppe, più ti conosco e più penso che potresti essere la persona giusta, precisa, decisa, onesta, corretta, intraprendente e perché no anche un po' testarda, che ti permetterà di arrivare lontano. A volte si inizia per scherzo e poi tutto si avvera, metti su un bel gruppo e vai avanti in questa direzione. Credo che alla gente dobbiamo dare risposte. Le polemiche non servono a niente, le polemiche possono servire durante la campagna elettorale. Siccome la campagna elettorale è molto lunga, mancano 2 anni, qualcuno dirà, dice, ma è iniziato presto. Come tutte le cose sono molto ambizioso e poi molto testardo, quindi non mi manca né essere testardo e manco l'incoscienza. E quindi voglio, rompere anche questa regola politica che esce prima si brucia. Io, non ho paura del fuoco, casomai prendiamo degli estintori, così non abbiamo nessun problema a metterci in discussione e a discutere di politica. Ecco, di questa candidatura virtuale, di questa candidatura nata online, si sono occupati anche i media a livello regionale, quindi i giornali e le riviste. Che cosa hanno scritto, come hanno commentato questa? Ma molti lo hanno visto in maniera seria, perché tutto sommato è una novità. Ripeto, non sono stato solo io, ma insieme a tanti altri, quindi in merito ai miei tanti amici che mi hanno spronato in questo. E i media vedono, una novità, qualcosa, non voglio fare grossi paragoni, perché qualcuno si potrebbe anche, si paragona
a Obama, però voglio dire, la politica oggi è una politica diversa, va fatta con mezzi di comunicazione diversi rispetto alla politica tradizionale, è un modo per parlare a tutti in qualsiasi momento, in qualsiasi ora, e quindi è anche un modo diverso, e voglio continuare a parlare attraverso la gente, come faccio quotidianamente normalmente, ma anche attraverso internet, attraverso Facebook, perché voglio tenere un rapporto umano. Ecco, la prima cosa che mi interessa, al di là che uno può diventare sindaco o non può diventare, mi interessa, la prima cosa di tutto è la stima delle persone. Ecco, essere protagonisti del proprio futuro, ognuno di noi, ogni cittadino deve essere protagonista, non solo col voto, ma con se stesso, con l'impegno, con i consigli, con lo spronare, anche col criticare, perché bisogna anche accettare le critiche. E a proposito allora di nuovi metodi di comunicazione, parliamo a questo punto di questi movimenti che nascono sul web, ad esempio Regalpetra Libera da Calmuto, che spingono i giovani alla politica. Lei crede ad un ricambio generazionale nel mondo politico racalmutese? Ma io ci credo e sono convinto che è già iniziato, sia con la voglia di partecipazione di tanta gente, anche Regalpetra Libera ha smosso per primo, e va a merito all'amico Sergio, di aver comunque cominciato a smuovere le acque della politica stagnante racalmutese in un modo diverso, e quindi la partecipazione della gente in questi giorni, in questi mesi va aumentando, quindi c'è voglia di ricambio della classe generazionale. Non è che allora qua dobbiamo anche convincerci di una cosa, che ognuno fa il proprio tempo, quindi penso che non è affatto bene, ma poi lo lasciamo agli altri, agli elettori, ai cittadini di giudicare. Però io dico che comunque Racalmuto ha bisogno di un rinnovamento di una classe dirigente, però deve passare anche attraverso la voglia della gente, anche dei giovani che vogliono avvicinarsi alla politica in maniera seria, una maniera per costruire una Racalmuto diversa. Poi il risultato mi auguro che sia importante. Più sindaci, più candidati ci siano, meglio è. La competizione aiuta a costruire, l'importante è che sia una competizione serena, non urlata. A me non interessa la politica personale, perché ognuno di noi quando a casa può essere quello che vuole. L'importante è che se uno vuole diventare un pubblico amministratore, dia il meglio di se stesso in quello che è. Poi ognuno può fare quello che vuole. Questa è la svolta che lei annuncia oppure no? No, io annuncio la svolta, io dico alcune cose importanti che voglio annunciare sono: la prima cosa che farò, se io sarò innanzitutto candidato, è una politica trasparente, innanzitutto una campagna elettorale chiara. Chi ti dà i soldi, quanto ti costa una campagna elettorale, perché la gente è stufa di pagare campagne elettorali all'ennesima potenza. Allora io mi auguro che tutti i candidati possano dire una cosa molto semplice: chi mi paga la campagna elettorale e quanto mi costa. E un'altra cosa importante è un impegno con la città. Un impegno con la città significa che il candidato, e mi auguro io di diventare sindaco, comunque da candidato mi impegno se sono eletto sindaco di Racalmuto non mi candiderò a niente, perché la gente, se mi vota per fare il sindaco della città, e allora l'impegno va fatto solo, esclusivamente nei confronti della città. Cosa ne pensa dell'attuale amministrazione comunale? Io penso che l'amministrazione comunale in questo periodo non navighi in buone acque, voglio dire, di politica ha cambiato spesso giunte, ha cambiato, non dico maggioranza, anche maggioranza, consiglieri comunali che sono stati eletti con lo sciortino, sono passati dall'opposizione alla maggioranza. Io non condivido un modo di fare politica, perché la gente a ognuno di noi dà un ruolo ben preciso. C'è chi deve fare la maggioranza, c'è chi deve fare l'opposizione. Penso che in questo momento non stia risolvendo appieno i problemi della città l'amministrazione comunale. È una cosa importante, credere in un progetto, credere in qualcosa anche più grande di noi stessi, però noi possiamo arrivare a realizzarla con l'aiuto di tutti. Ecco che i sogni possono diventare realtà.